Amici bellini, questa è la partita che fa da spartiacque tra quelli che vogliono seguire il calcio in un certo modo e quelli che invece chi è scarso, chi è forte, e finisce là, perché in 18 minuti si possono vedere delle cose molto interessanti quando stai 11 contro 11. Cominciamo. E nel fare questa analisi, nel raccogliere i vari screenshot, mi è salita una freva che voi non potete avere idea, e posso solo immaginare nella testa di Conte, nella testa dei ragazzi, nel momento in cui ti viene a mancare un uomo, tu dici ma come facciamo adesso a fare tutto quello che avevamo preparato? È un miracolo che sia finita solo 2-0, siamo stati fortissimi, e lo dico proprio ad alta voce, a bassa voce perché siamo ormai. Franca Marulo, benvenuta sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, e se qualcuno capita su questo video per caso, io sono Valerio Fruito, non sono nessuno, ma mi diverto a riguardare le partite senza guardare la palla. È l'unico modo che abbiamo per cercare di intuire quello che c'è, che lavoro che c'è dietro rispetto a una partita che tu dici vabbè, 74% di possesso palla, ci hanno dominato. Sì, ma anche no. Io ho visto varie analisi in queste ore, alcune anche fatte bene, alcune parziali. Io cerco di portarvi qualcosa che spero, o meglio, se qualcun altro l'ha visto bene, però sempre cose perché che vi faccio vedere il movimento di Di Lorenzo, l'avete visto e rivisto e non serve aggiungere altro. Ci spostiamo e partiamo da questo. Prima di tutto gli 1 contro 1 che il Napoli decide di fare. De Bruyne su Ruben Dias. Sappiamo di base che De Bruyne aiuta la prima punta nel primo pressing per uno dei centrali, ma accanto a Donnarumma là, questo è Rodri, perché parliamo del Manchester City che abbassa dei centrocampisti per il primo possesso, e su Rodri ci va Lobotka. E qua mi viene in mente di quando Ancelotti provò a utilizzare Hamsik centrale di centrocampo e ogni tanto lo vedevamo andare fino in fondo ai primi centrali o al regista della squadra avversaria per il primo pressing. Forse non eravamo, io non ero pronto sicuramente, ma forse il calcio non era ancora pronto a queste cose qua. Forse Ancelotti all'epoca fu anche sottovalutato, ma questa è un'altra storia. Come scelta non si pressa Donnarumma perché non è Ederson, e perché è risaputo, e ne parla anche Guardiola, che non ha un gioco con i piedi pulito come Reina, come Ederson o come anche Vania. Quindi Donnarumma non si pressa e si vanno a fare gli accoppiamenti uomo su uomo. Qui vedete Højlund su Gvardiol. Seguitemi bene perché è importante. L'altro accoppiamento, quello fondamentale, è questo qua. Buongiorno su Foden. Partiamo dal presupposto che Foden è un fuoriclasse assoluto. Il modo in cui tocca il pallone Foden, veramente 4 o 5 al mondo insieme a lui, e servono 2 magie di Foden per sbloccare sta partita. A questo ci aggiungiamo che Haaland, l'avete sicuramente letto dappertutto, è arrivato a 50 gol in 49 partite di Champions. Vuol dire che, vi ricordate quando noi con Cavani dicevamo si parte da 1-0 perché Cavani segna sempre? Haaland in Champions ad ogni partita segna un gol e in una partita ne segna 2, quindi già che ne abbia segnato uno solo con noi 10 uomini è un altro miracolo. Ma andiamo avanti. Un altro accoppiamento difficile è McTominay-Kusanov, perché McTominay deve fare un doppio lavoro, deve rimanere un po' più a centrocampo per il colpo di testa, per le seconde palle, adesso lo vedrete, ma nel momento in cui stai a palla scoperta qua e Kusanov la può ricevere, McTominay deve lasciare la sua posizione, in quel caso sta nella zona di Bernardo Silva, e deve andare a fare il pressing. Ecco perché io vi parlo di dettagli, vi parlo di millimetri, vi parlo di microsecondi, perché nel momento in cui manca un solo millimetro, un solo secondo a questi movimenti, loro trovano il modo, visto che non sbagliano un passaggio manco a pagarli, di eludere il pressing e di andare in porta. Come vedete qui McTominay è riuscito ad accorciare, ma ha accorciato anche Foden, quindi Kusanov riesce a darla a lui, e di prima
si è creato poi il buco su Gvardiol, perché Højlund si è fatto attrarre da Rodri, Lobotka è leggermente in ritardo su Rodri e come vedete, se non rispetti poi gli 1 contro 1 stabiliti, resta un uomo libero, che è questo qua. Questa è la prima uscita che il City fa benissimo, che elude il nostro pressing. A quel punto, palla scoperta dall'altra parte, tutti a scappare e a rimettersi nelle posizioni iniziali, e cioè con il 4 più mezzo, perché Politano fa il mezzo tra l'aiuto a Di Lorenzo e il centrocampo, 1, mettiamoci Lobotka lì, a fare densità, 4, meno mezzo, che è il Politano, e 1, Højlund. E vedete qui, a palla scoperta, cosa bisogna fare. Il Napoli cerca di riprendere la posizione, ma bisogna sempre dare una mano perché lo lasci 1 contro 1, Haaland con Beuke, ma non si può. E allora, visto che Kusanov è comunque un centrale che viene adattato a terzino e quindi è meno problematico degli altri che entrano in mezzo al campo, Spinazzola va a dare una mano a Beuke, ma accanto a lui ci deve arrivare Di Lorenzo. Quindi i 2 terzini devono andare a dare una mano a Beuke a turno, quando Buongiorno è stato tirato fuori dalla sua zona da Foden. McTominay viene comunque ad accorciare, sempre dando un occhio agli avversari. Importante la sua posizione per le seconde palle. E vedete in questo screenshot come si riforma per bene la linea dei 4, in questo caso lasciando Haaland in fuorigioco, e in questo momento su Foden ci finisce De Bruyne. Ecco perché devi essere anche molto elastico, non basta alla Gasperini. Io poi Gasperini me lo dovrei pure andare a vedere un poco meglio perché non so se lo fa, però Gasperini è più fanatico nell'1 contro 1. Se capitano i sovraccarichi su una fascia, si crea il buco dall'altra parte, non mi importa, faccio seguire il mio uomo a quello stabilito. Invece, visto che il City, e lo facciamo anche noi, quindi la sappiamo sta cosa, ogni tanto porta Doku a destra, ogni tanto sposta Foden a centrocampo, ogni tanto crea degli altri sovraccarichi con O'Reilly che viene al centro, non puoi sempre seguirlo a uomo perché si creano dei dislivelli e allora si passa una marcatura a zona a seconda di come sta il pallone e dove sta. Signori, Allegri dice che il calcio è semplice. Certo, è semplice se lo fai diventare tu semplice, può essere molto complicato, anche molto raffinato, non solo quando hai il pallone, ma anche quando devi difendere. Poi gli 1 contro 1 li devi fare bene. In questo caso, questo è il primo buco che fa Di Lorenzo, che viene attratto da Doku in una zona del campo che non è la sua, ma ci sta. Però Doku fa il movimento, Di Lorenzo va a vuoto e Doku parte. È più qua che io mi incazzo, perché su questo calcio d'angolo Doku è libero di stoppare il pallone e di tirare. Questo è impossibile da accettare. Quindi il Napoli ha fatto una partita, secondo me, per 18 minuti, quasi perfetta, ma i dettagli di solito li paghi. Questo è un dettaglio non da poco che non hai pagato, perché Beuke ci mette una pezza. Questo screenshot non serve tanto per farvi vedere che De Bruyne in questo caso è quello più avanti di tutti nel pressing, anche perché ho sentito De Bruyne fisicamente non ce la fa a rincorrere gli avversari. State sbagliando, De Bruyne ce la fa. De Bruyne lo stava facendo e ci stava mettendo anche qualità. In questo caso, dopo un corner, De Bruyne è il primo a far partire il pressing. Vi faccio sottolineare questa cosa perché Højlund, che sta andando a recuperare la sua posizione, è qui che lui si fa un po' male, che io nella reaction mi metto paura e dico l'Ox è struppiato Højlund, si scontra con l'arbitro gli dà un pestone involontario ed è lì che Højlund è cominciato a zoppicare, roba da niente. Le marcature hanno funzionato in maniera perfetta, le distanze ci sono, gli uomini sono accoppiati bene, questo è Buongiorno con Foden. Bernardo Silva che si accentra finisce in zona McTominay, che sta sempre un po' più al centro per l'eventuale colpo di testa. Donnarumma è costretto al lancione e qua la goduria, qua dovete lasciare il like. 1 contro 1 Beuke lo vince. In appoggio e in aiuto ci sono i 2 terzini, Spinazzola e Di Lorenzo, anche perché se Bernardo Silva viene troppo al centro, Spinazzola non deve seguirlo, là ci sta McTominay già. E perché sta là? Perché sulla respinta di Beuke McTominay
può prendere la seconda palla. Colpo di testa di Beukema, colpo di testa di McTominay che la dà tranquillamente a Di Lorenzo. Perfetto, questo è proprio perfetto, così studiata, così è andata. Poi ci sono i dettagli, ma prima di arrivare all'altro lancione che porta all'espulsione di Di Lorenzo, questa cosa qua, avendo io studiato un pochino Manchester City, Manchester United, avevo individuato che avevamo la possibilità di far loro male, molto male, con questi cambi di gioco. E chi se non Kevin? L'uomo che ha un record di assist della Premier League, c'ha più assist di tutti nella vita, la sensibilità del suo piede e la capacità di corsa, di inserimento di Spinazzola. Lancio perfetto, Spinazzola mette a terra molto bene, sembrava quasi Insigne qua, e si crea un bell'uno contro uno al contrario. Dopodiché devono arrivare i rinforzi, e arrivano, perché Spinazzola fa un dribbling, ne fa un altro, che rimpallo, poi riesce a mettere il pallone in mezzo. È arrivato McTominay, è arrivato Højlund, è arrivato Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano e Di Lorenzo. Stavamo tutti indietro a mettere il pullman? Direi proprio di no, c'era tutto il coraggio di una squadra che vuole difendere in avanti quando può e contrattaccare con tanti uomini. Anche qui noi vediamo dove sta la palla, il raddoppio che fa Politano per dare una mano a Di Lorenzo, sì, al centro McTominay che abbraccia Haaland che dà una mano a Buongiorno. Capite quante cose, quando noi poi diciamo McTominay non ha giocato bene, capite quante cose fanno, quante cose hanno preparato e hanno studiato. Poi c'è anche la lettura del momento, tu dici qua serve una mano al compagno e la dai, però occhio alle letture, perché ti devi andare bene. Primo errore secondo me, Højlund si fa trarre dal portiere, Donnarumma lo devi lasciare, altrimenti già Guardiola, vedete, restano troppi liberi. Ma Donnarumma probabilmente stava già lanciando, quindi Højlund può pensare non la sta dando al mio uomo, ho il tempo di disturbare il rilancio e poi recuperare. Abbiamo i soliti accompagnamenti, ma su questo lancio, dove poi noi possiamo soffermarci, magari Haaland sbraccia su Beukema, il fallo, l'arbitro non ha chiamato, io voglio farvi vedere un'altra cosa. Questo è Buongiorno che voleva evidentemente dare una mano a Beukema nella marcatura di Haaland. Io non lo so a questo punto se Conte ha chiesto il doppio lavoro, ma ho visto che Buongiorno doveva stare su Foden. Se McTominay è stato attratto da Bernardo Silva e quindi lui non è più a centrocampo, Beukema il suo duello lo vince, fallo o non fallo. Il colpo di testa non fa arrivare il pallone a Haaland, però la palla finisce qua. E visto che Buongiorno è andato qua, Foden, la palla finisce a Foden, il quale fa una cosa che non sta né cielo né in terra, perché controlla il pallone con la suola al volo, lo mette a terra e poi serve Haaland in profondità con l'esterno. Quindi, cioè, cerchiamo di capirci quando parliamo di Champions League, quando parliamo di certi campioni e delle possibilità tecniche che ha. Posso dire un po' passivo Anguissa qui. Lobotka cerca di dare una mano nella zona lasciata da Buongiorno e McTominay che hanno fatto altre cose. Un po' passivo Anguissa. Secondo me quello che è venuto meno nel centrocampo era Anguissa, che forse doveva tenere d'occhio Reinders. Da lui mi aspetto di più, specialmente da quello che abbiamo visto nelle prime partite. Ma il problema è qua, perché Buongiorno è comunque tirato fuori dalla traiettoria del pallone. Di Lorenzo deve fare un'altra scelta. La scelta era anche giusta, è solo una questione di angolo della diagonale. È come se Di Lorenzo avesse battezzato il pallone un po' più lento. Di Lorenzo va così, la palla sta andando così e quindi avrebbe dovuto fare così. Questione veramente di millimetri. Poi al momento dell'impatto ho cercato di valutare la distanza tra Savic, che era uscito ma si è poi fermato, non è andato dritto, e secondo me in questo momento se Di Lorenzo va dritto e non interviene, Haaland è in 1 contro Milinkovic-Savic, ha il tempo di fare quello che vuole, può controllare e aggirare, può fare lo scavetto, può fare... Haaland è famoso proprio dei 49 gol, dei 50 gol in Champions che ha fatto, c'è tutto il repertorio. Quindi secondo me Savic era chiamato fuori. In quel microsecondo Di Lorenzo sceglie: se tocco il pallone ho salvato la situazione, se non lo tocco è gol.
quindi è una scommessa che hai fatto, non è riuscito a toccare. Si è toccato la coscia, io qua spero che sia l'istinto di quello che sa di avere fatto un fallo e cerca di... I giocatori lo fanno spesso, quando si sentono un po' il colpa del fallo fanno un po' finta di essersi fatti male, in modo tale che l'arbitro dice non può aver fatto il fallo lui, se si è fatto male lui. Voglio sperare che non sia niente di grave, che sia stato solo un gesto del momento, perché se poi lo vediamo per infortunio è un altro paio di maniche proprie. Faremo di necessità virtù nelle prossime partite, forse 2 partite di Champions. In campionato ci serve, sto scherzando. E in ultima istanza, vedete, siamo al 25esimo, quindi pochi secondi prima della sostituzione, De Bruyne ne fa un altro dei suoi lanci perfetti per Politano, che da terzino destro si spinge in avanti, quindi qua siamo uno in meno, ma ancora abbiamo del coraggio. Purtroppo Politano non la riesce a mettere a terra col petto e la palla finisce fuori, ma io è qua che mi rendo conto che il piano gara è chiaro e abbiamo anche le possibilità tecniche per farlo, e quando vedo la scelta, che capisco, perché la capisco la scelta di Conte, mi sento male e dico ok, dobbiamo rinunciare al piano gara con le sventagliate e dobbiamo cominciare a resistere col coltello tra i denti. D'altra parte, lo avete visto, ognuno aveva un compito preciso, o forse anche 2 o 3 compiti a seconda del posizionamento della palla e della relatività della posizione degli avversari. Di conseguenza, quando te ne manca uno, niente può uscirti bene. Devi raddoppiare le tue forze, devi raddoppiare gli avversari, e potevi solo togliere quello che era deputato al pressing di uno dei centrali, quello con meno qualità, e lasci che praticamente Højlund lo faccia su 2 di loro. È l'unica cosa che puoi fare. Quindi, in maniera proprio logica, tattica, era la cosa da fare, oltre alle altre dinamiche. Insomma, farsi fare il torello in casa tua non era il caso, e serviva che crescesse, insomma, Agnissà a livello muscolare, proprio per dare più muscoli e più rincorsa, più raddoppi, cose che De Bruyne fa, ma è il meno adatto a fare. Lobotka lo fa. Io mi fermo qui, perché è quasi inutile andare a vedere tutto il resto delle cose. È molto interessante, ma volevo che questo fosse chiaro nell'analisi generale. Poi è stato Conte stesso a spiegare che il gol viene perché pressiamo in maniera troppo feroce su un fallo laterale, e lì forse ci doveva essere la lettura di una squadra che era in 10 uomini e che quindi doveva pressare con meno coraggio. Forse noi siamo stati puniti dal coraggio. Io spero che Conte faccia rivedere tutto quello che si è fatto di buono in 11 uomini, perché io voglio continuare a giocare così. Se affrontiamo un avversario più forte di noi, queste sono delle armi e delle tattiche corrette che possono funzionare. È un peccato gravissimo che non l'abbiamo potuto fare per 90 minuti, perché si poteva pur perdere, perché Foden, il modo in cui si gira e fa lo scavino che manda in porta Haaland nel secondo tempo per il gol, lo fa con la palla che rimbalza, cioè, signori, fa un controllo orientato dove si gira in mezzo secondo. L'avete visto il gol di Nico Paz. Insomma, sono pochi giocatori al mondo che fanno queste cose a questa velocità. La dolcezza con cui fa lo scavino, la sensibilità di Haaland nel toccarla di testa senza dare troppa forza, che avrebbe poi scavalcato anche la porta. Doku poi fa il dribbling, ce l'ha nelle corde, va bene, ma è veramente è il 2-0, è la sconfitta per 2-0 più soddisfacente che io abbia mai analizzato, onestamente, per completezza e anche per la bellezza delle grafiche. Vi porto le pagelle degli amici bellini abbonati. Il premio Michu va a Di Lorenzo inevitabilmente, perché sembra quasi che sai poco. Allora, perché l'errore è quello che rovina tutto il piano, ma ripeto, è figlio della generosità di Buongiorno nell'andare a dare una mano a Beukema e quindi lasciare poi scoperto Foden per la seconda palla. Lo stesso McTominay si è fatto attrarre. Insomma, solo Conte sa nello specifico quali sono le responsabilità più grandi. Di Lorenzo aveva bucato un altro intervento su Doku, non l'avrebbe potuto fare 2 volte, e quindi in quel momento
prova a metterci una pezza e non ci riesce per 2 centimetri. Savic 7, ed è giusto, perché nel primo tempo comunque para diverse cose, il portiere deve parare, oltre ad avere la possibilità di lanciare lungo la grande gittata. Savic, insomma, io non lo so se giocherà, potrebbe, secondo me avrebbe senso anche far tornare Meret in porta per non perderlo psicologicamente, ma non è detto, con Conte non è detto. Conte ti può rispondere: in questo momento Savic sta in fiducia, deve continuare a giocare lui. Si ricreerebbe quella situazione nel momento in cui c'è un problemino per Meret, il secondo portiere che doveva essere secondo diventa primo. Non ho certezze, non vi do certezze. Vania è piaciuto, come Beukema è piaciuto. Ripeto, nell'analisi dei vari frame by frame della partita troviamo delle sbavature e delle imperfezioni da parte di tutti. Si gioca a Manchester, nella casa dei campioni di tutto, e quindi ci sta non essere perfetti. 6,5 buongiorno, potrei abbassare per quel motivo, ma non li tocco. 6,5 Spinazzola. Io spero che resti più in forma possibile, perché ci servirà come il pane. Ha delle caratteristiche uniche che Olivera non ha. Ci servirà per sostituire Di Lorenzo e ci servirà finché, insomma, Gutierrez non arriva a uno stato tattico. Vi rendete conto quante cose devono imparare? Una cosa è quando tu sei un campione e impari più in fretta, una cosa quando hai già studiato con Conte un anno e quindi sai quello che vuole. Una cosa è che chiedi a Lang di fare tutto questo. Lang, come Gutierrez, come gli altri. Lobo, la partita sua la fa. Mi va bene il premio Oriali per Politano. Quel salvataggio, stavo cercando una inquadratura diversa, perché a me sembrava che il pallone stesse uscendo, stava andando fuori a fil di palo. Politano quasi lo salva mettendola nella sua porta, e là va bene che Politano esulti, però mi piace più il riflesso di Milinkovic-Savic che non l'intervento di Politano. Poi Politano fa tutto il resto, e anche il cartellino giallo che prende su Doku è giusto. È un cartellino giusto che deve prendere. E ascoltiamo Conte quando ci dice: Politano non è un quinto, lo può fare, lo finisce a fare per generosità, ma lo porti poi ad esporsi nelle cose in cui fa meno bene, e cioè la marcatura, cioè il contrasto non è roba sua. Lui va a dare una mano, ma deve dare il meglio quando sta in avanti e quando punta e quando poi mette il cross col destro che non ti aspetti. Capiamoci. 5,5 Anghissà, sono d'accordo, secondo me non è riuscito a prendere le distanze come i compagni. Il 7 meno a De Bruyne credo sia un voto, vedi c'è chi ha dato il voto 10, credo sia un voto di tenerezza per un uomo che meritava una partita diversa, la stava facendo. Io ho sognato il suo gol, ovviamente in uno stadio suo amico, lui a chiedere scusa, il pubblico che comunque applaude, c'erano tutti i presupposti. Da grandissimo professionista quale è, non fa neanche una faccia, e si è parlato anche del coraggio di Conte nel prendere questa decisione e del non guardare in faccia a nessuno, devi pensare solo alla partita e non al sogno che stai strappando a un campione. Mi fa piacere che si parli di coraggio e si facciano i complimenti a Conte per la cosa. Ricordiamo che invece quando era Garcia: come si permette di togliere Osimhen, di togliere Kvara, non si può permettere il giocatore. La credibilità degli allenatori fa tutto l'oro del mondo. 6 per McFratham, chiamato al lavoro sporco come avete visto. 6 meno per Højlund. 5,5 Olivera non mi ha fatto impazzire, sono d'accordo, ma ripeto, si trattava di fare una partita dove consapevolmente sapevi di non poter ripartire, quindi 6 meno per Juan Jesus, che ha il torto di entrare nel momento in cui Foden si inventa quello scavino. E poi c'è un 6 generale per Elmas, per Gilmour mi è piaciuto, lo sapete? Quei propri movimenti con personalità, tentativo, perché poi Conte urlava giocatela, e Gilmour l'ha fatto, così come Neres entra a rimbalzare sui centrali, a cercare di dare fastidio, ma Neres prima punta neanche, no, anche no. Quindi 6 per Conte, per me questo 6 può diventare anche un 10. Però mi rendo conto che non si può dare un giudizio su quello che sarebbe potuto essere, ma nell'affermare
se ce ne fosse bisogno, che tutti sono fallibili e che anche Conte può fare degli errori di valutazione, delle sostituzioni, delle formazioni titolari errate, le può fare. Però se mi si viene a dire che Conte è dinosauro e che fa solo un calcio difensivo e che mette il pullman per poi non ripartire nemmeno, io vi banno. Democraticamente vi banno e passiamo avanti, perché non mi aiuta nel racconto leggere una bugia. E al Piccionen 4, anche se onestamente riguardando il contatto Beukema-Haaland secondo me non c'è nulla. Il suo metro era un metro all'inglese, che quindi favorisce gli inglesi, dove ha chiamato pochissimo. C'erano 2 o 3 falli per noi che lui non ha chiamato, ma di base poca roba, voglio. Hanno indovinato il lancione, hanno indovinato la seconda palla. Guardiola è il maestro del tiki-taka, sì. Guardiola è il maestro del PPDA, che è il dato di quanto tempo passa la squadra avversaria che si passa il pallone e tu in primo pressing gli vai a rubare il pallone di nuovo. Guardiola ha anche l'umiltà di capire che certe volte se ti vengono a prendere poi alti non ti prendi dei rischi inutili a giocare da dietro, e puoi anche fare un lancio alla Klopp, dove lanci in avanti e poi riaggredisci. Quando poi gli allenatori si evolvono in questa maniera diventa veramente difficile contrastare. La chiudo qui perché il video è di 46 minuti, adesso taglio le pause così esce un pochino più leggero. Magari non vi metto nemmeno Pedulla oggi, perché qualcuno si piglia collera. Questo è un video che vi dovete, non ve lo ascoltate, magari l'avete fatto già, ma non questo, guardatevelo sulla TV magari, ma da telefonino, vabbè. Mi fa piacere se questo video va in hype, se questo video gira, perché ci ho ragionato molto, ho cercato di portarvi un'analisi diversa, e non è un'analisi di difesa delle cose fatte, perché Napoli deve migliorare, può migliorare anche su certe cose. Non era una partita banale, non è una partita banalizzabile, e posso solo immaginare come siano dispiaciuti tutti gli interpreti di Lorenzo in Testa, che fa anche un post per scusarsi, perché tu prepari tutta una serie di cose e la grande soddisfazione è quando la riesci a mettere in pratica e vinci. Non potendole mettere in pratica, io credo che i ragazzi possano essere dispiaciuti ma non abbattuti, nel senso non si sono sentiti inferiori all'avversario, non hanno potuto combattere ad armi pari, e adesso è il momento di ritornare nel campionato italiano, dove invece puoi fare la voce grossa, dove sei più forte di molti dei tuoi avversari e ti puoi divertire a fare l'altro lato della medaglia, cioè avere il pallone, trovare le soluzioni, scompaginare sovraccaricando una fascia con i movimenti senza palla. Insomma, il calcio è semplice solo per chi non lo vuole studiare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Io sono soddisfatto.